È bene che il Ministero crei una struttura di missione a questo punto che affronti solamente questa battaglia. Una super procura in grado di prendere in mano l'inchiesta Monstre di Veneto Banca, un fascicolo che dalla procura di Treviso è finito per competenza a Roma, ma che ora con la contestazione di nuovi reati rischia di finire di nuovo nella Marca, e a quel punto il pericolo che l'indagine subisca una battuta d'arresto è più che concreto. Il capo della procura di Treviso, Michele Dalla Costa, ha spiegato che il suo ufficio ha un arretrato di 4.200 fascicoli dei giudici di pace, ma soprattutto il 41% in meno di personale di quello che gli spetterebbe. Insomma, il pericolo è che la prescrizione, che pende come una scure su quell'indagine, possa cancellare con un colpo di spugna anni di lavoro. Alcuni dei reati si prescrivono in 7 anni e di tempo ne è già passato troppo. Una vicenda che ha segnato pesantemente il territorio, lasciando cicatrici e ferite non solo nel tessuto economico, ma anche in quello sociale. La vicenda di Veneto Banca ha lasciato ferite enormi in questo territorio. Ci sono persone che hanno perso tutto e non solo, abbiamo un tessuto di impresa che oggi deve fare i conti con l'istituto di riferimento che ha un futuro che è ancora incertissimo. Ed è per questa ragione che il sindaco di Montebelluna non ci sta e chiede da subito l'intervento del governo. Io credo che le responsabilità devono essere acclarate. Parole quelle del primo cittadino montebellunese destinate a far discutere e che arrivano a ridosso della fotografia impietosa scattata dallo stesso capo della procura trevigiana, che aprono uno squarcio sulle difficoltà della giustizia nel fare il proprio corso.